Presidente Serracchiani, la comunità ebraica di Trieste sta lavorando molto per l'integrazione con le altre comunità religiose. Sì, devo ringraziarli ovviamente per questo invito e per l'accoglienza straordinaria che la comunità mi ha voluto offrire. È stata l'occasione non solo per visitare ovviamente il Tempio, ma anche per conoscere quelli che sono i problemi e le attività che questa comunità molto dinamica svolge all'interno della nostra città e ovviamente su tutto il suolo del Friuli Venezia Giulia. Alcune iniziative sono importanti perché è una comunità che dialoga, una comunità che si apre, una comunità che vuole farsi conoscere, vuole anche conoscere quali sono evidentemente le criticità, i problemi e anche le soluzioni nel rapporto con le istituzioni. Dall'altra parte è una comunità anche molto strutturata, è importante ad esempio il fatto che abbia questa comunità la scuola, a cui tiene particolarmente, la cura e la protezione dei bambini prima di tutto, ed è importante per la regione poter collaborare anche con dei progetti speciali di cui abbiamo parlato e che sono poi quelli che aiutano molti dei nostri istituti, a prescindere evidentemente dalle dinamiche di ciascuno, per essere sempre migliori nel dare ed offrire servizi ai nostri ragazzi e alle famiglie. Oggi la Presidente Serracchiani ha visitato la sinagoga inaugurata nel 1912. Quali sono le particolarità di questo tempio? Dunque, le particolarità sono parecchie, nel senso, punto primo, già l'inizio della sinagoga. L'inizio della sinagoga è già interessante perché è stato fatto un concorso internazionale già nel 1908 a cui hanno partecipato 43 studi architettonici di tutta Europa e quindi una grande affluenza soprattutto di austriaci e ungheresi. E poi è stato scelto in definitiva un progetto fatto da un triestino, cioè dal Berlam, che poi insieme al figlio hanno proprio proceduto alla costruzione dell'edificio. L'edificio è in uno stile molto strano, un po' inventato forse, cioè lo chiamano in stile siriaco. Obiettivamente è uno stile un po' orientaleggiante dell'antichità, ma senza particolari, diciamo, particolari elementi che lo possano identificare in maniera puntuale. E certo che come struttura sinagogale è un po' strana, nel senso che ricorda più la costruzione di una chiesa, tutto sommato, che non di una sinagoga, perché c'ha la navata principale, le due laterali, c'ha la cupola, c'ha i rosoni, sono tutti elementi che di solito nelle sinagoghe non c'erano assolutamente. Per non dimenticare poi l'ultima cosa, organo che è stato diciamo molto in voga all'inizio del Novecento, ma poi i rabbini hanno deciso che invece non si può suonare, tranne che in certe occasioni particolari, di feste di nozze o altre feste particolari, non diciamo di stile prettamente religioso. E quindi è una costruzione che è la terza al mondo, sembrerebbe, cioè dopo la sinagoga di New York e quella di Budapest ci sarebbe la nostra. E, diciamo, i posti a sedere erano previsti circa in 1200, circa 1200. E c'è il matroneo al piano superiore, diciamo, dove era destinato soltanto alle donne e ai bambini. E poi anche come costruzione proprio è veramente mastodontica, nel senso che l'altezza dal pavimento alla cima della cupola, diciamo, sono 36 o 38 metri, quindi è veramente uno spazio enorme. E sono stati usati diciamo, delle tecniche molto particolari all'avanguardia all'epoca, cioè i cementi armati e la terra di Santorini, che sono due elementi caratteristici proprio del primo Novecento, ma erano un po' sconosciuti ancora, per cui oggi noi ci troviamo anche certi problemi, non voglio dire di stabilità, ma creano dei problemi alla struttura. E comunque, grazie al cielo, durante l'occupazione nazista non ci sono stati problemi. E probabilmente a guerra finita e vinta, probabilmente gli occupatori germanici pensavano di completare l'opera, che avevano già sterminato praticamente una buona parte della comunità, distruggendo anche la sinagoga, o meglio trasformandola in una piscina.
e grazie al cielo invece siamo ancora qui e anche la nostra sinagoga continua a esserci, diciamo, facendo bella mostra di sé e facendo anche fare bella figura a Trieste.